Lo penso, lo scrivo, a volte lo leggo. Li uso per insegnare a leggere, per insegnare a scrivere, per insegnare a pensare. Lo leggo ad alta voce. Ad alta voce. Ad alta voce! Lo progetto, lo pubblico e poi che vada per la sua strada. Lo leggo, lo vendo, a volte anche a me stessa. A me le storie piace disegnarle, colorarle, impiastricciarle. Impiastricciarle. Beh, scusa. Un libro? Io a scuola ne uso tantissimi, a volte anche troppi. Beh, lo studio e lo leggo per piacere. E se non ti piace? Ma per piacere. Io leggo ad alta voce! Mi piace parlarne con gli altri appassionati, condividerlo. A volte ci accapigliamo. Lo consiglio e poi lo presto, ma attenzione, si chiama Pietro e lo rivoglio indietro. Venerdì 4 ottobre